Sono Laura, sono una mamma e ho la passione delle conserve, perché le vedevo fare da mia nonna. Soprattutto mi ricordo queste melanzane messe nei vasetti una ad una con i capperi e il prezzemolo. Io preparo conserve dolci, salate. Nella casa dove abito adesso ho allestito il piano terra come attività e difatti è diventato il mio piccolo laboratorio artigianale dove io passo gran parte della mia giornata. Mi piace scegliere i prodotti locali, lavoro con i prodotti dell'azienda di famiglia che ho alle spalle. Soprattutto il mio è un lavoro di piccoli gesti, piccole procedure però mirate, dove la qualità del prodotto deve essere sempre rispettata e messa in primo piano. Il vasetto secondo me è anche un elemento di ricordi, perché tu in un vasetto ci vai a mettere la frutta di una stagione. Ad esempio in estate ci metti la pesca e tu lo vai ad aprire in una giornata di pioggia autunnale, ti viene in mente che eri magari a farti una passeggiata e il profumo ti riporta ad una bella giornata di sole. Quindi io penso che sia anche un lavoro di emozioni il mio.